raggiungere l'area di fondovalle. Quindi c'è un sentiero lungo il quale, percorrendolo, raggiungeremo la valle lungo la quale scorre il fiume. Va bene, un fiume che è uno dei maggiori affluenti del rio Posada, di cui parlavamo poco fa, e il toponimo, il nome di questa valle è quello di Zadde Sugur. Lungo il corso d'acqua, da una parte e dall'altra, in effetti noi percorreremo il sentiero che veniva compiuto dai Carbonai 2 secoli fa, dove troveremo le piazzuole, chiamate Zascheia su carbone, dove avveniva l'abbruciamento del legnatico, cioè dove la legna veniva bruciata per ricavarne il carbone, e troveremo anche le cosiddette dispensas, che sono le strutture dove i Carbonai vivevano con le proprie famiglie e dove veniva in effetti conservato il carbone prima di essere trasportato a Posada, dove veniva caricato a bordo dei battelli alla volta lungo il mare, quindi di Genova, perché vi ripeto che Genova, la Liguria, facevano parte del regno sardo-piemontese. Un'altra cosa importante è questa: noi percorreremo adesso un sentiero che è molto stretto, è una mulattiera, perché lungo questo sentiero, in groppa agli asini e ai muli, va bene, il carbone, dopo essere stato prodotto, veniva trasportato sino ad una piazzuola molto più grande a cui invece arrivava il carro. Quindi da questa piazzuola verso il basso partiva quello che era invece il sentiero carraio, sentiero dove i carri con, va bene, questo enorme carico di carbone raggiungevano Posada principalmente, ma c'era anche Siniscola, c'era anche Orosei, quindi tutta quanta la costa orientale che noi chiamiamo e la conosciamo meglio col nome di Baronia. Adesso il percorso è in leggera discesa perché, vi ripeto, raggiungiamo il fondovalle e poi arriviamo a quella che è la prima piazzuola, la prima cheia, dove c'è ricostruita proprio a scopo didattico la carbonera, la carbonaia, così capite come veniva realizzata questa pila di legnatico che veniva bruciata per ricavarne poi il carbone di cui parlavamo. Allora, buonasera ragazzi, io mi chiamo Ivan, siamo qui in una simulazione di una carbonera e ora vi spiegherò come veniva fatta la carbonera. Allora, funzionava in questa maniera. Il primo passo veniva fatta la cosiddetta canna fumaria. Venivano sistemati i tronchi dello stesso spessore all'incirca, tutti a incrocio. Perché? Perché non doveva partire la fiamma, quindi questo serviva come tiraggio per passaggio solo dell'aria, non per fiamma. Poi veniva sistemata la legna in questa posizione, il fogliame sopra perché meno circolo di aria c'era, il circolo dell'aria lo dovevamo controllare noi, chi faceva il carbone logicamente, e veniva ricoperta di terra. Diciamo nel perimetro della carbonera venivano fatti dei tiraggi, praticamente si lasciavano dei buchi dove in base alla temperatura del fumo che si sviluppava all'interno venivano aumentati oppure tappati. Calcolate che per una carbonera di queste dimensioni impiegavano circa 3-4 giorni, notte e giorno, a dare attenzione, perché se aumentava troppo la temperatura il carbone perdeva la sua consistenza, se diminuiva la temperatura idem. Quindi dovevano rimanere giorni e giorni fino a quando non arrivavano a quel tipo di carbone. Questo l'abbiamo potuto fare grazie al lavoro dell'ente foreste, degli operai dell'ente foreste, che abbiamo ripristinato le strade originali, perché abbiamo cercato di toccare il meno possibile, quindi tutte le strade originali, proprio per riuscire a capire il tipo di lavoro che facevano 200 anni fa. Allora, in classe abbiamo già parlato dell'importanza dell'acqua, quindi di quanto sia fondamentale sia per gli animali che per l'uomo, quindi la presenza di acqua, di fiumi, di laghi, di stagni.
Oggi abbiamo visto come la presenza dell'acqua è indispensabile per la sopravvivenza di alcuni animali. Sappiamo che ad esempio tutti gli anfibi depongono le uova in acqua. Oggi abbiamo visto come le libellule ugualmente depongono le uova in acqua, ma molti altri. Ma non è solo poi questo che è importante. Senza un bacino d'acqua, che può essere uno stagno, un lago, gli animali non trovano da bere. Sappiamo che è fondamentale anche per noi. Senza acqua, senza un fiume non si è sviluppata nessuna civiltà. Però da dove viene l'acqua che alimenta fiumi e laghi? Sappiamo bene che vengono alimentati dalle piogge. E quest'anno fortunatamente non stiamo soffrendo la siccità come altre volte. Però quest'acqua cosa fa? Arriva al suolo, si infiltra nel sottosuolo, va nella falda e poi va ad alimentare i bacini. Ma cosa succede se non c'è suolo? Cosa succede se noi disboschiamo, tagliamo tutte le piante, togliamo i boschi dai versanti? Succede che la pioggia, quell'acqua che è così preziosa, scivola via, dilava i versanti e diventa anche un pericolo, perché abbiamo visto cosa succede quando ci sono frane, quando ci sono alluvioni. Generalmente succedono dove l'uomo ha disboscato quello che era un bosco, una foresta. Quindi vediamo come tutti questi elementi del paesaggio sono legati. Non è che basta l'acqua o basta il bosco, dobbiamo avere tutto l'ambiente integro. Un'altra cosa ancora, non basta che ci sia l'acqua, deve essere acqua buona, non inquinata. Quindi se a monte c'è una discarica, io non posso attingere l'acqua a valle, e quell'acqua lì non è buona. Quindi dobbiamo imparare a vedere tutto quello che c'è intorno come una risorsa fondamentale. Ogni singola cosa è legata all'altra. Se avete domande... Il bacino idrografico, visto che siamo vicino al... Sì, allora, il bacino funziona in un modo molto semplice. L'acqua che, come abbiamo detto, si infiltra nel sottosuolo, scorre nella falda, tende per forza di cose ad andare verso il basso e ad accumularsi in un punto. Quindi da lì, da questi punti, da queste depressioni, poi va ad alimentare fiumi e bacini che stanno a valle. Tutto il bacino imbrifero è legato a tutto il sistema fluviale che sta a valle. Quindi è come se avessimo una specie di imbuto gigantesco che convoglia l'acqua piovana.